su 5 Stelle Sardegna. Die pro Die, ideato e condotto da Paul De Santi. Con orgoglio che ne fanno, già queremo ravvivare e lasciamo sa bandera con cantos in carrera, con cantos in carrera. Questa è la prima fermata che abbiamo fatto, le prime bancate, sono organizzate da questo quartiere, il quartiere di Piazza Mercato, diciamo, dai. Quindi ogni quartiere si organizza il suo spazio? Sì, abbiamo delle persone che collaborano direttamente con noi e chiaramente loro si danno da fare e poi coinvolgono tutte le altre persone del quartiere, delle vie, eccetera, e organizzano queste bancate. Ma quanti quartieri ci sono, Giovanni Antonio, per la città di Florinas? Beh, quartieri ce ne sono parecchi. No, ma organizzati per la manifestazione? Sì, per la manifestazione sono 4, abbiamo 4 fermate. Adesso questa è la prima, poi man mano che andiamo avanti abbiamo la seconda che è nella zona in pratica nuova della ex 167, nella zona nuova del paese, abbiamo lì, poi andiamo di nuovo verso le scuole, la terza bancata e in ultimo in un'altra zona nuova del paese. Domanda, ho visto il coro di Putifigari, il coro di Muros, abbiamo già parlato degli alpini, ma quanti altri cori partecipano, oltre naturalmente voi, a questa manifestazione? Questa manifestazione abbiamo i soliti gruppi storici che sono quelli dei attori del canto in carrera, che già ti avevo parlato in precedenza, e cioè Santo Lussurgiu, chiaramente noi, Santo Lussurgiu, Muros, Pozzo Maggiore e il coro Gabriele di Tempio che stasera purtroppo non è presente, penso abbiano avuto qualche problema. Questi sono i cori, poi ogni paese che organizza ha delle varianti e le nostre varianti quest'anno sono il coro di Putifigari e il gruppo di ballo di Città di Sassari. Questa è la cosa, perché noi solitamente siamo sempre i soliti gruppi che organizziamo questi canti in carrera. Vi faccio i complimenti, Cantos in Carrera, qua e là per la Sardegna, ma qua e là per questi paesi che regalano tanto a livello di tradizioni, di colori, di sapori, di un'isola che è sempre più proiettata per il mantenimento poi della nostra isola, delle nostre tradizioni. Di migliorarle anche, perché rimanere ancorato alle tradizioni è sempre limitativo. Certo. Io in apertura vorrei congratularmi con Paul De Santi perché è sempre vicino a queste manifestazioni e rappresenta proprio l'anima del sardo che crede in queste manifestazioni ed è appunto sempre presente per divulgarle il più possibile. Questo canto di carrera nasce per iniziativa del coro di Florinas 11 anni fa, riprendendo una vecchia tradizione che ha una duplice origine, un'origine laica e un'origine religiosa. L'origine laica è quella delle serenate, quando palpitava il cuore per una ragazza, ci si metteva d'accordo fra gli amici e si andava a fargli una serenata. Queste serenate sono state fatte fino agli anni 60, fino a quando la televisione non ha imperato e ha cancellato queste tradizioni. Io, che sono del 41, nel 58-59 avevo 17-18 anni, facevo le serenate anche perché avevo una discreta voce e suonavo 3 o 4 strumenti. L'origine religiosa invece nasce dagli appuntamenti di Sant'Antonio su Vogu, che si festeggia il 17 gennaio, e di San Giovanni, che si festeggia il 24 di giugno. Il 17 gennaio si usciva per le strade per sottolineare l'inizio del carnevale, si cantava, per esempio a Mamoiada lo fanno ancora, solo che invece di cantare a Mamoiada vanno i famosi mamutones che nelle contrade accendono i fuochi e visitano, perché annuncia Sant'Antonio su Vogu l'inizio del carnevale, della festa, della vita gioiosa, ma anche l'inizio della stagione dei fiori, sta per arrivare la primavera. Poi bisogna che questi fiori, col solstizio d'estate, il 21 di giugno, diventino frutto, che matureranno alla fine dell'estate ed in autunno. Quindi si facevano i cantos in carrera, perché il canto in Sardegna, come anche il ballo, è una forma di preghiera per convincere l'Altissimo sul sovrano, per concedere che questi fiori diventino frutto.
e quindi messi abbondanti, oppure per ringraziarlo alla fine dell'autunno per quando aveva concesso queste grazie. A minore se ammanno riservate a mentu, consinta il sumamento, si gende in sosannos, e la odio ne affanno, se a su complimento, a quelle dai gustora, che tannos ancora. Comment, qu'est-ce qu'il est arrivé que vous êtes ici? On est en vacances pour 3 semaines en Sardaigne, Dans quel village? à Posso Maggiore, A Pozzo Maggiore, pourquoi? parce qu'on a de la famille là-bas. Mais vous êtes d'origine... Mes grands-parents sont d'origine de Posso Maggiore. Ecco, i suoi nonni sono di origine sarda, quindi è venuta a trovarli e ne ha approfittato per fare un periodo di vacanza. Qu'est-ce que vous en pensez de cette fête traditionnelle sarde? C'est très joli, les chants sont très beaux. Quand on comprend, c'est très joli aussi à écouter. Et les danseurs sont très beaux aussi. Il y a quelque chose de pareil en France? Non, comme ça, non. Non, vous avez tout oublié. Non, pas tout oublier, mais les danses typiques et les chants typiques se perdent tellement que ici, ça fait du bien de revoir un petit peu tout ça. Merci, bonne vacanze allora. La ragazza ha detto che in Francia queste tradizioni non ci sono e quindi è stata molto colpita da questo, poi dal calore della gente, dal carattere dei balli, dei canti soprattutto, eccetera. Le abbiamo augurato buone vacanze. Serve che a noi serve da bandiera, su per i monti a guerreggiare, poi su per i monti che noi andremo, coglieremo le stelle alpine, perdonarle alle bambine, farle piangere, sospirare, poi su bei monti che noi saremo, pianteremo l'accampamento, brinderemo al reggimento, viva il corpo degli alpini, poi e viva il reggimento, e viva il corpo degli alpini, e viva il reggimento, e viva il corpo degli alpini. Die pro die. In collaborazione con